La religione cristiana nell'anno 313 divenne lecita, consentita, e pertanto i cristiani uscirono dai loro luoghi segreti e riservati e la poterono praticare alla luce del sole. Nel 380 poi Teodosio dichiarò il cristianesimo religione di Stato, proibendo tutti gli altri culti. Questo comportò un rapido aumento dei fedeli ed un grande bisogno di spazi comuni per il culto e la devozione. A questo si devono aggiungere la parola, il messaggio, la spiegazione e l'approfondimento della nuova fede. Alcuni popoli antichi non avevano scrittura e soprattutto molte persone non sapevano leggere, unito poi al fatto che in una città come Aquileia le lingue parlate erano molte. E allora, come fare per diffondere un messaggio che fosse comprensibile a tutti? Semplice e geniale allo stesso tempo. Parlare per immagini. E così, sui pavimenti della nostra Basilica di Aquileia, come in tanti altri luoghi del mondo, si narrano cose importanti attraverso i mosaici. Grazie all'impegno del vescovo Teodoro, con il diretto appoggio dell'imperatore Costantino, vennero realizzate le splendide immagini che compongono i mosaici della Basilica. Gli edifici di quella costruzione, noti come aule teodoriane, sono ancora visibili nella navata dell'edificio attuale. Altri sono nascosti sotto le fondamenta del campanile. La parte più antica dei mosaici sembra fosse parte di abitazioni private o magazzini o vasti granai romani che di certo sorgevano nell'area presso la basilica e probabilmente già questi spazi venivano usati dai cristiani, quando ancora la religione non era ufficialmente riconosciuta e di questi edifici presumibilmente vennero riutilizzate le mura perimetrali. La basilica fu ampliata e ancora oggi i mosaici dei pavimenti contano più di 700 metri quadrati. In quegli anni, poi, venne realizzato il grande complesso del monastero, sede di una numerosa comunità monastica femminile. Nelle aule nord della basilica troviamo immagini bellissime, la cui interpretazione non è mai stata confermata in modo unanime, ma proprio per questo incuriosiscono e appassionano i visitatori. Ci sono animali che sembrano richiamare le stelle ed il cielo più che il mondo terreno. Dentro una cornice curva a forma di croce possiamo riconoscere un caprone grigio e vicino un crostaceo sormontato da un gambero. Potremmo dire che sono le costellazioni del solstizio d'inverno e del solstizio d'estate, il Capricorno ed il Cancro. Il gambero sembra ricordare che il Sole per 3 giorni, ad entrambi i solstizi, pare non saper scegliere se restare o riprendere il suo corso nel cielo. E il gambero, con la sua andatura, potrebbe rappresentare proprio questa sua sosta. Ancora più appassionanti sono le 7 sorelle raffigurate come le pernici sotto le fronde. Immagine questa che richiama le Pleiadi, 7 stelle visibili a occhio nudo nella costellazione del Toro,
una costellazione che un tempo sorgeva all'orizzonte nei giorni dell'inizio della primavera in concomitanza con la ripresa della navigazione e poco prima delle attività agricole della stagione calda, per poi tramontare con l'arrivo della stagione fredda. Erano elementi questi molto importanti del calendario antico. L'immagine di un altro animale potrebbe attirare la nostra attenzione vicino alle fondamenta del campanile. È un coniglio bianco. Come la lepre, richiama la capacità di passare fra questo mondo e l'aldilà. Viene considerato anche un invito a fermarsi ogni tanto, a osservare per capire se stiamo facendo la cosa giusta, se ci stiamo comportando in modo corretto, perché la lepre, quando fugge, ogni tanto si ferma, si guarda in giro e spesso cambia direzione. Nelle altre aule troviamo splendidi mosaici che riproducono tanti animali e poi quelle che si riconoscono come le 4 stagioni. Troviamo anche un pastore con sulle spalle una pecorella e questa sicuramente richiama la parabola del buon pastore che narrava Gesù Cristo. Possiamo vedere anche il mosaico che racconta una storia, perché Giona e la balena qui viene narrata per immagini. Lui sulla barca, i tanti pesci nell'acqua, Giona che viene gettato in mare per calmare i marosi e poi viene inghiottito dalla balena. Resterà nel suo ventre per 3 giorni e 3 notti per poi risorgere, esattamente come fece Gesù Cristo. E per questo la balena lo sputa sulla spiaggia e vicino troviamo l'immagine di lui che riposa e riprende le forze sotto il pergolato. Questo scritto riportato nel Vangelo di Matteo era molto noto fra i primi cristiani. Ci sono poi altri simboli, come la tartaruga, che ricorda il mondo dei morti, mentre si scontra con il gallo, simbolo della luce e del Verbo. Un simbolo poi ripetuto e ricorrente, il nodo di Salomone, che richiama l'unione dell'essere umano con Dio, è un nodo indissolubile, senza fine, che nei mosaici di Aquileia viene ripetuto molte volte.